La comunità di Resana, dove viveva Alfredo Ceccon, 55 anni, è sotto shock. Nessuno riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Un dolore immenso per i familiari e gli amici che domenica erano con lui e lo hanno visto volare a terra. Aveva scelto la bici lasciandosi alle spalle la passione per la moto, ma proprio con la due ruote ha trovato la morte, travolto ed ucciso da un novantenne alla guida dell'auto che, svoltando a sinistra verso il cimitero, non si è accorto della bici che arrivava dal senso opposto. L'automobilista, ora indagato per omicidio stradale, e torna al centro dell'attenzione la discussione sull'opportunità di ulteriori accertamenti o esami per consentire la guida agli ultraottantenni. Attualmente è prevista per questa tipologia di guidatori una revisione della patente ogni 2 anni. L'unica proposta che mi sento di, come dire, di osservare, magari ultranovantenni, facciamo l'esame della patente annuale, che così siamo tutti più tranquilli, però conosco tanti ultranovantenni che sono molto lucidi. Poi il direttore di ACI lancia un appello. Naturalmente mi appello a tutti questi nostri amici che hanno una certa esperienza e una certa età di poter anche autovalutarsi e quando si va in confronto con il medico di poter avere un confronto chiaro e trasparente, così il medico ha qualche elemento in più per poter decidere. Intanto la marca continua davvero ad essere il fanalino di coda per gli incidenti mortali. Nel 2024 sono già 21 le vittime della strada, un dato allarmante visto i numerosi sinistri delle ultime settimane.